Ecco, tornati in studio parliamo appunto dei fatti che succedono alle donne iraniane, ma anche a buona parte del pianeta. Diciamo che la donna europea, o quantomeno cosiddetta occidentale, è trattata in maniera diversa perché cos'è? Qual è la differenza? È un'economia diversa, mentre nell'economia iraniana l'economia è molto bassa a livello produttiva, quindi le donne servono soltanto per fare i lavori più, diciamo, incresciosi. E in Occidente la donna può diventare avvocato, può diventare giudice, può rientrare in un'economia che è l'economia fordista, cioè più una persona guadagna, più arricchisce l'economia, più l'economia cresce. E quindi perché dobbiamo eliminarla? Perché produce. Questo viene istintivo. Poi quello che riguarda invece il fatto che la donna viene sacrificata è una tradizione che il figlio impara dal padre, perché quando il padre bastona la moglie, il figlio vede e capisce che quello è il suo diritto, perché la moglie, naturalmente la madre del bambino, non ha diritto di rivoltarsi salvo rischiare la propria vita e di conseguenza diventa una catena infinita e questa cultura si travasa da padre in figlio fin tanto che ogni tanto qualcosa succede per interrompere questa cosa. Ma per interromperla la questione è semplice, basta la politica, diciamo non quella politica con cui ci laviamo la bocca, ma la politica quella vera, dove a scuola, all'asilo, nelle famiglie e i giudici, quando succedono certe cose, non possono far finta di non vedere e poi il marito o il compagno va e ammazza la compagna o la moglie. Quindi ci vuole una grande attenzione e naturalmente per fermare questi istinti ci vuole anche una giusta condanna, non l'allontanamento piuttosto. Se fai certe cose sei condannato più che se tu usassi la stessa violenza contro un altro uomo, perché la donna deve essere doppiamente protetta. Se non riusciamo a capire questo e soprattutto che i giudici e i politici facciano delle leggi adeguate per ricompensare questo squilibrio, e allora resteremo sempre nella stessa posizione. La donna certo che serve 2 volte come dicevo prima, perché lavora, quando va a casa c'ha pure i figli e fa anche da mangiare. E allora partiamo con un altro contributo e questo contributo riguarda un po' il fatto storico dell'Iran, cioè da Reza Pahlavi, cioè dallo Shah a Khomeini, e come è avvenuto questo cambiamento, eventualmente poi lo completeremo con i nostri interventi. Contributo numero 2. Nel 1936, anno in cui a regnare in Iran c'era lo Shah Reza Pahlavi, era iniziato un processo di modernizzazione radicale del paese. In quegli anni alle donne vennero aperte le porte dell'università e fu vietato di indossare il velo. Il progetto di modernizzazione diventò ancora più spinto con Mohammad Reza Pahlavi, figlio di Reza Pahlavi, che gli succedette nel 1942. Il nuovo monarca, appoggiato dagli Stati Uniti, che volevano fare dell'Iran una potenza amica in Medio Oriente, iniziò un periodo di riforme che passerà alla storia come la Rivoluzione Bianca, che avrebbe portato grandi cambiamenti per le condizioni delle donne in Iran. Venne introdotto il diritto di voto, sia attivo che passivo, la possibilità di chiedere il divorzio, la limitazione alla poligamia, con una legge che diceva che per avere una seconda moglie serviva il permesso della prima. Venne anche innalzata a 18 anni l'età minima per sposarsi e fu regolamentata per legge la possibilità di chiedere l'aborto. Ma molte delle trasformazioni introdotte dallo Shah erano forzate, in molti casi erano operazioni di facciata che finirono per amplificare i divari economici e sociali nella popolazione. Nel 1951 il Parlamento iraniano votò a favore di un accordo per la nazionalizzazione del petrolio, che diede al primo ministro Mossadegh grande popolarità.
Una scelta non gradita a Stati Uniti e Inghilterra. Londra puntava a rafforzare il potere personale dello Shah per recuperare il controllo sui giacimenti petroliferi iraniani. Gli Stati Uniti temevano invece che la crisi economica e politica dell'Iran potesse aprire la porta alla penetrazione sovietica in Medio Oriente. Nel 1953 Mossadegh costrinse lo Shah a lasciare il paese e molti temettero che volesse proclamare la Repubblica. Mentre lo Shah era in esilio a Roma, a Teheran fu messo in atto un controcolpo di Stato militare, sostenuto da una parte del clero sciita e con l'appoggio della CIA e del SIS del Regno Unito, che riportò Reza Pahlavi al potere. Ma per portare avanti le riforme del regime, lo Shah divenne sempre più autoritario e repressivo. La critica politica veniva zittita e chi si opponeva veniva arrestato e spesso eliminato. Le tensioni nel paese così aumentarono sempre di più. La prima forza che si opponeva al potere dello Shah era quella più conservatrice e religiosa, guidata dall'Ayatollah Khomeini. Nel 1978 scoppiò la rivoluzione, che passò alla storia come rivoluzione islamica. Le donne ebbero un ruolo fondamentale in questa rivoluzione. Le donne iraniane si mobilitarono e parteciparono al processo politico per far cadere il regime dello Shah. La rivoluzione durò circa un anno e portò alla deposizione di Reza Pahlavi, che fuggì negli Stati Uniti, con la proclamazione della Repubblica Islamica dopo un referendum tra monarchia e repubblica, dove il 98% degli aventi diritto scelse per la Repubblica. Lo Stato venne diviso in due autorità, una civile costituita da un Parlamento e da un presidente con funzioni unicamente amministrative e una religiosa guidata personalmente dal Khomeini. Il 26 febbraio del 79, ancora prima che venisse proclamata la Repubblica Islamica, l'ufficio di Khomeini annunciò che le riforme della Rivoluzione Bianca sarebbero state abrogate il prima possibile. Il 7 marzo 1979 fu annunciato che tutte le donne avrebbero dovuto indossare il velo per lavorare o semplicemente uscire di casa. Fu così che il giorno dopo, in occasione proprio della festa della donna dell'8 marzo del 79, 100.000 donne scesero in piazza a Teheran per protestare. A partire dagli anni '80 furono tanti i diritti che vennero nuovamente negati alle donne. L'aborto fu vietato immediatamente, così come furono abolite le leggi sul matrimonio approvate dallo Shah. Il divorzio tornò ad essere una scelta esclusiva dell'uomo, mentre la poligamia divenne una prassi e gli uomini potevano e possono tuttora avere fino a 4 mogli e un numero illimitato di mogli temporanee. Attualmente alle donne iraniane viene abitualmente impedito di cantare davanti a un pubblico maschile, di recarsi allo stadio o di vestirsi come vogliono. Questo perché devono sottostare alla sorveglianza della polizia morale, la stessa che il 13 settembre scorso ha arrestato Mahsa Amini. Portata in prigione, la ragazza è stata dichiarata morta 3 giorni dopo. Ecco, questa è la situazione storica che ha portato ad oggi. Alba Nabusli. Sì, allora io penso sia interessante vedere come la situazione di Mahsa, per rifarmi anche a quello che diceva la collega, in realtà esprima un crocevia e un'intersezione di differenze, no? È stata nominata la parola differenza. La parola differenza molto spesso è proprio quello che il patriarcato vorrebbe estinguere, no? La diversità. Lo vediamo anche per quanto riguarda alcune leggi liberticide o comunque l'impossibilità di aumentare quelle che sono magari delle tutele o delle aggravanti in caso di reato a matrice per esempio sessuofoba, a matrice appunto magari contro le persone che esprimono una diversità di orientamento di genere, orientamento sessuale, eccetera, no? Vediamo quindi che c'è un'ostilità verso la diversità e penso che non sia un caso che l'icona di questa rivolta esprima diverse diversità. È molto ridondante come espressione, però parliamo di una ragazza curda, di una ragazza giovane, di una ragazza iraniana, quindi abbiamo anche
la questione della diversità etnica, che si accompagna anche molto spesso da una diversità religiosa, perché ricordiamo che gran parte della comunità curda è sunnita, mentre la comunità prevalente è sciita in Iran, quindi abbiamo una molteplicità di differenze. Cosa succede? Questo antagonismo verso la diversità dovrebbe parlarci per mettere proprio in questione come la diversità anche oggi è ricevuta in Italia, no? Cioè dobbiamo guardare all'Iran per aiutarci a guardarci allo specchio in qualche modo. Poi sì. L'Iran è comunque una società in cui le donne, come diceva appunto il professore, eccellono all'interno dell'università. Si è parlato addirittura, credo uno dei rari paesi al mondo in cui si è parlato di quote blu, di quote azzurre per gli uomini, per tutelare gli uomini perché non fossero minoranza nell'università. E questo perché? Perché c'è una voglia, una volontà delle donne di affermarsi malgrado tutto all'interno delle professioni, all'interno dell'educazione. Quindi non dobbiamo rappresentarci le donne iraniane come delle donne naturalmente sottomesse. Non dobbiamo nemmeno pensare che abbiamo visto la ricostruzione, no? Nel video abbiamo visto di come siamo tenuti a pensare che quelli che sono i regimi in qualche modo che garantiscono i nostri interessi economici siano quelli a noi più vicini, più simpatici, eccetera, eccetera. Però la popolazione, proprio perché queste evoluzioni dei costumi e dei diritti sono state imposte dall'alto e si accorpavano anche a una volontà espansionistica del mondo occidentale, ha rifiutato quelle che erano anche dei percorsi appunto non di emancipazione ma di apertura dei diritti in maniera talmente distaccata da quello che è il desiderio e il bisogno, no, di cui parlavamo prima, che sono stati percepiti come qualcosa di imposto piuttosto che come un'opportunità. Quindi noi dobbiamo capire che l'Occidente ha fatto un lungo percorso, no? Pensiamo a quando noi donne in Italia abbiamo avuto il diritto di voto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non è che sono molti anni che abbiamo la valorizzazione della diversità e la tendenza ad allargare i diritti. Ancora oggi, appunto in Italia, come veniva ricordato, il diritto all'aborto non è garantito in molte regioni, dal centro Italia al sud Italia, ancora peggio che al nord, dove comunque i medici obiettori sono moltissimi, dove comunque c'è una stigmatizzazione di chi ricorre comunque a quello che è un diritto fondamentale, come è stato sancito anche di recente da Amnesty, no? Un diritto umano. E sappiamo che negare o vietare o restringere l'aborto non significa cancellarlo, significa solo renderlo mortale, renderlo pericolose per le donne che vanno ad affrontare comunque una scelta di due persone, perché comunque se si trovano in quella condizione, esperiscono quella condizione fisica e hanno quel dilemma, si trovano di fronte a quel dilemma, è perché c'è stato comunque una responsabilità di due persone, eppure vengono soltanto bersagliate come se fossero delle assassine. Ora ricordiamo che il ministro Fontana, oggi a presidenza della Camera, non ha avuto paura di dire che questo diritto è uno strano diritto perché è l'unico che si esercita contro degli esseri umani, no? Quindi stiamo togliendo la capacità, si dice, di agency, no? di agire delle donne, le stiamo paternalizzando come se non fossero dei soggetti dotati di personalità giuridica, dotati di potere di scelta, no? Che quella che ha la vita in potenza in qualche modo le preceda, no? E questo lo trovo gravissimo. Quindi non cerchiamo dentro l'Iran quello che dovremmo cercare dentro noi stesse prima. Certo. Cioè non siamo rassicurate dal fatto che quello che accade lontano non ci riguardi, ecco, perché altrimenti se non adottiamo quest'ottica, e per questo insisto, e non vediamo la complessità, no, di quello che ha portato ad un percorso di emancipazione che non è stato espressione di un bisogno ma imposto dall'altro, se non riusciamo a vedere questo, non riusciamo a capire perché le stesse donne abbiano potuto per esempio appoggiare in parte la rivoluzione islamica, perché ricordiamo che quel cambiamento e quelle proteste contro lo Shah erano contro l'impoverimento della popolazione, contro il fatto che comunque anche la modernizzazione di cui si parla era una modernizzazione arcaica presa con gli scarti di quelli che erano i paesi occidentali,
occidentali e che comunque riguardava un'elite della popolazione. Ci sono stati oppositori politici di sinistra, ci sono stati oppositori politici liberali, ci sono stati oppositori politici che sono espressione dell'Islam politico, che poi ha preso il potere e ha cancellato tutti gli altri. Però ricordiamoci che se queste donne, anche all'interno dei sostenitori di Khomeini, sono scese in piazza è proprio perché non sentivano che quella fosse la risposta ai loro bisogni. Se invece vediamo altrove nel mondo arabo-islamico, che non è un monolite, no? Che si caratterizza per questa enorme differenza, vediamo per esempio che ci sono altri paesi, mi viene in mente in particolare la Tunisia, dove le donne hanno ottenuto il diritto all'aborto 6 o 7 anni prima che in Italia, per esempio. Lì c'è un atteggiamento verso i diritti delle donne che comunque è garantito e tutelato dalle donne stesse, ci sono moltissime associazioni, la società civile è molto forte su questo tema e vediamo che comunque nemmeno le donne iraniane sono più convinte che i loro diritti siano qualcosa che non appartiene loro, però siamo dovuti arrivare a questo punto per permettere loro di rimpadronirsi dei loro diritti e noi stesse dobbiamo stare attenti a non perderle qui dove ci troviamo. Certo, quindi l'unità fa l'evoluzione del trattamento della donna in una posizione che non sia solo lo sfruttamento perché ha acquisito dei valori e quindi ha una maggiore possibilità di essere sfruttata, va qualificata per quello che la donna è in grado di dare e vediamo che mentre l'uomo ricorre sempre alla violenza è una cosa normale, lo vediamo in quest'ultima guerra, i protagonisti della guerra sono 2 uomini, le donne sono quelle che soffrono e sono quelle che farebbero di tutto per non fare questa guerra, perché sarebbe molto più vantaggioso per loro e per la popolazione, per i loro figli e per i loro mariti. Ma del Panta vorrei rientrare un attimo in un'altra storia pregressa italiana dove Mussolini è uno dei primi a avere una sensibilità nei confronti della donna, perché viene anche consigliato da una delle sue, diciamo, più vicine collaboratrici, però a un certo punto si ferma e dice perché? Perché l'economia in quel momento, se la donna prendeva, diciamo, il posto dell'uomo e se la donna raggiungeva un certo tipo di emancipazione, l'economia italiana andava in crisi. Prego. Non lo sapevo questa cosa di Mussolini femminista. No, Sì. scherzi a parte. È evidente che è corretto quello che è stato detto in studio. Era femminista a ovvero... modo suo, ovviamente. Come, scusi? Era femminista a modo suo, però una sensibilità un po' evolutiva rispetto al concetto della donna prima del fascismo c'era. Ricordiamo che l'Italia prima del fascismo, non per inneggiare a Mussolini, ma era un disastro. Cioè 25 anni prima di Mussolini, Bava Beccari sparava a zero in centro di Milano con i cannoni perché la gente voleva mangiare il pane. E la malattia più diffusa in Italia era la pellagra, perché si mangiava polenta, non si poteva mangiare il pane. Cioè, bisognerebbe conoscere tutta la storia bene, la consecuzione dei fatti per capire che il fascismo nasce da una evoluzione, ne parleremo anche poi nel finale di questa trasmissione. Il fascismo coglie il disagio degli italiani e delle italiane e quindi su questo disagio c'è la forza naturalmente di un sistema che poi ci ha portato a quello che abbiamo visto. Quindi prego. Sì, beh, andiamo un po' lontano dall'Iran. Sì. In realtà mi piacerebbe tornare sull'Iran stesso. Sì, prego. Uno degli aspetti che trovo spesso problematico quando trattiamo del paese
è l'idea sostanzialmente che vi sia stata la caduta dello Shah nel gennaio 79, una fase strettissima di potere duale, circa 2 settimane, dove quindi c'era un governo provvisorio e poi il contropotere di Khomeini che era rientrato da Parigi, e poi sostanzialmente la Repubblica Islamica immediatamente al potere a partire dal gennaio. Beh, in realtà la storia è molto più complessa e vi sono circa 2 anni dove la capacità del governo, effettivamente poi guidato da Khomeini, di guidare il paese è straordinariamente limitata. Ed è straordinariamente limitata per 2 fattori. Il primo è stato parzialmente ricordato dal servizio che abbiamo visto, ovvero un tentativo di introdurre una serie di misure restrittive verso le donne porta a una fortissima reazione da parte delle donne stesse. I media occidentali hanno fatto un disastro rispetto alla rivoluzione iraniana. L'ha fatto la BBC con l'idea che fosse una rivoluzione di donne velate, e l'hanno fatta probabilmente anche qualche giornalista italiana, e non faccio nomi visto che era nata non lontano da dove sto io adesso. E poi il secondo fattore è la straordinaria capacità del movimento dei lavoratori di porre una sfida al regime di Khomeini che si va costituendo. Vi è una straordinaria esperienza di direzione diretta da parte dei lavoratori delle fabbriche che vengono occupati. Vi sono circa 500 episodi di fabbriche che sono direttamente guidate dai lavoratori, consigli operai in senso puro, e quindi è una fase di potere duale che in realtà dura 2 anni. E quindi l'idea di ridurre la rivoluzione iraniana a una rivoluzione islamista o islamica è assolutamente scorretto. Quello è stato effettivamente il prodotto finale del processo rivoluzionario. Ma il processo rivoluzionario è stato un processo straordinariamente aperto e che in alcune fasi faceva supporre la possibilità di un'uscita da sinistra alla crisi piuttosto che da destra, se mi viene consentita la possibilità di usare la classica dicotomia forse un po' occidentale di destra a sinistra. E anche le proteste che noi abbiamo visto nell'ultimo mese non è che emergano nel vuoto, emergano a conclusione di un decennio di straordinaria propensione alle proteste nel paese. Ci ricordiamo forse il movimento del 2009, conosciuto come il Movimento Verde, un movimento di protesta contro i brogli nelle elezioni presidenziali. Quello è stato principalmente un movimento delle città iraniane, della classe urbana, la classe media iraniana, ma negli ultimi 4, 5, 6, forse 7 anni abbiamo visto un straordinario fiorire di proteste in Iran sui luoghi di lavoro. La maggior parte di queste proteste sono sviluppate in zone periferiche del paese, quindi vi è, come dire, una crescente ondata di protesta, una crescente ondata di disagio contro un regime che da un lato una forma di patriarcalismo all'ennesima potenza e che mette insieme poi una violenza neoliberale straordinaria. Negli ultimi anni quindi ci sono state tutta una serie di privatizzazioni del settore pubblico, sono stati elevati sussidi su una serie importante di beni di prima necessità, un'inflazione che nel marzo di quest'anno è arrivata a oltre il 40%, un'incapacità dei salari di tenere il passo con questa inflazione. Quindi in un certo senso le proteste che noi vediamo che abbiamo visto in questo ultimo mese in Iran sono veramente il congiungersi di una protesta contro un regime che al tempo stesso è iperarcaico in alcuni aspetti e in altri elementi invece è straordinariamente occidentale. Grazie. Allora vediamo l'ultimo contributo. Iran, giornalisti arrestati. E ci ricordo un attimo Assange anche. Prego. Libertà di informazione. Dopo Mahsa Amini, giornalisti arrestati. Se la notizia della morte di Mahsa Amini ha raggiunto così tante persone, lo si deve a una giornalista
Niloufar Hamedi, cronista del quotidiano progressista Shargh. Quando sono iniziate a circolare le voci su una ragazza in coma dopo essere stata picchiata in carcere, Niloufar Hamedi era riuscita a entrare nell'ospedale dove Mahsa era ricoverata e a fotografare i genitori della ragazza che si abbracciavano fuori dal reparto dove si trovava la figlia. Hamedi pubblicò quella foto su Twitter poco dopo che la 22enne era stata dichiarata morta. Fu la prima giornalista a documentare quello che stava accadendo e da quel momento la notizia iniziò a diffondersi molto rapidamente sui social network, tanto che lo stesso giorno cominciarono le prime proteste nel paese. Dopo quella foto, Hamedi non ha pubblicato altro sul suo account Twitter, che in seguito è stato sospeso, non si sa se su richiesta delle autorità iraniane e per quale eventuale infrazione delle regole del social network, e Twitter per ora non ha fornito chiarimenti al riguardo. Il 22 settembre il suo avvocato aveva detto che quel giorno la polizia aveva fatto irruzione nella casa di Hamedi e l'aveva arrestata. Nei giorni successivi il marito della giornalista ha scritto su Twitter che la moglie era stata portata nel carcere di Evin, nel nord di Teheran, e rinchiusa in isolamento. Le ultime informazioni riferite dal marito risalgono a domenica 9 ottobre, quando la giornalista lo ha chiamato dal carcere per dirgli che veniva interrogata quotidianamente, ma che ancora non si sapeva quali fossero le accuse a suo carico. Secondo la ONG Committee to Protect Journalists, che si occupa della tutela della libertà di stampa, Hamedi è solo una delle decine di giornalisti arrestati dall'inizio delle proteste per via del loro lavoro di documentazione di ciò che sta accadendo in Iran. L'ONG stima che siano in tutto 28 i giornalisti arrestati. Giornalisti in guerra, giornalisti che rischiano per fare un lavoro che è umanamente necessario, e quindi Donatella Mardollo. Torniamo a Sage, torniamo a questi giornalisti che in Iraq rischiano la vita per informare gli altri di quello che sta succedendo. Beh, direi che i giornalisti in guerra rischiano sempre, però quello che io, cioè, per quello che so, per quello che ho studiato appunto del caso di Assange, ma anche di altri giornalisti, è che alcuni giornalisti, o comunque in molte situazioni di guerra, ci sono giornalisti combattenti come ci sono gli attivisti, ci sono siamo di tante specie, ma ultimamente i giornalisti non sono veri giornalisti di inchiesta, non sempre sono giornalisti che, come dire, sono sul campo in maniera indipendente, vengono portati nei luoghi dove diciamo chi ha la posizione di forza nel territorio vuole che vadano e prendano le informazioni, diciamo, ufficiali. Quindi alla fine il punto è un po' sempre questo, che abbiamo necessità di avere delle fonti di informazioni indipendenti e che queste fonti di informazione passino poi nei media, nei giornali che tutti vedono, nelle TV che tutti vedono, e questa è la cosa complicata. È complicata naturalmente per tutti, per la verità, perché questo è il punto, no? Rispettare il proprio desiderio, conoscere le cose e quindi renderci cittadine e cittadini come dire, consapevoli, no? È una necessità democratica da cui non possiamo, come dire, esimerci, e questo non sta succedendo. Questa è la cosa che mi riporta ad Assange, ma insomma riporta anche al servizio, dove si parla di questa giornalista, cioè giornalisti coraggiosi che rischiano la vita nei regimi, ma anche nei regimi, fra virgolette, quelli che noi chiamiamo regimi, ma anche nelle democrazie, in vari modi, no? Perché anche in Ucraina sono morti dei giornalisti anche italiani, un giornalista italiano. Certo. Quindi questo punto è, se tu non sei ben accetto come dire, da chi ha il potere in quel momento, che gestisce il territorio in quel momento, non puoi dire quello che pensi, cioè il dissenso.
Il dissenso, la democrazia deve poter accettare il dissenso, ma non solo vado col vestitino blu, adesso non c'entra niente col discorso del velo, per carità, oppure noi abbiamo la libertà di parola. Ieri sera è stato proprio citato questo caso dalla giornalista Stefania Maurizi, in cui diceva: ma in caso ci sono dei cablo di Assange che denunciano in Italia delle cose allucinanti, perché nessuna organizzazione ha, ci sono i cablo, no, con le dichiarazioni che sono state, che sono prove, perché sono documenti originali delle persone, diciamo, delle persone come dire, che scrivono in proprio questa cosa, e perché nessuna associazione o gruppo ha preso in mano e ha fatto una denuncia alla procura. Ci sono delle cose scritte in quei cablo che sono proprio penalmente rilevanti. Sì. Eppure non c'è nessuno che lo fa. Adesso, tra tutti i giornalisti del mondo, la Stefania Maurizi è l'unica che ha chiesto i documenti col FOIA e ha portato in giudizio 4 nazioni, no? 4 nazioni, però per avere i documenti che non gli sono state, per esempio l'Australia gliel'ha negati. L'Australia è un paese democratico o no? Però non gliel'ha dati. Qual è il problema di sicurezza? Ieri è stato discusso, Mosconi, che è un professore di sociologia del diritto, l'ha detto bene chiaro, questo discorso del segreto di Stato, che segreti veramente vanno considerati utili, e ce ne sono, perché se noi diciamo potenzialmente diciamo questa ambasciata è lì e non mettiamo delle sicurezze, delle garanzie, no? Possono esserci attentati che ammazzano persone che ci sono là intorno, cioè la sicurezza va tenuta in conto, però non può essere gestita invece per proteggere chi vuole gestire senza avere il consenso dei cittadini, nel senso come dire, per opporsi al dissenso. Il caso adesso dico solo questo e poi lascio la parola, il caso che adesso mi è tornato in mente di quando l'Italia è stato in un momento dove c'era Ciampi presidente, che non era proprio tanto convinto che dalle nostre diciamo città o così, dove ci sono installazioni USA, partissero gli attacchi per la guerra in Iraq, no? Cioè, quindi lui si era posto il problema. Ci sono i cablo americani che dicono no, cioè dobbiamo fare in modo, loro, e lo dico proprio, il governo Berlusconi era quello, dobbiamo fare in modo che l'Italia si sposti su altre posizioni politiche, che non pensi all'articolo, cioè l'articolo della Costituzione che dice che noi siamo contro la guerra, eccetera, e nel periodo in cui i pacifisti si sono alzati, perché uno dice: ma perché questi non reagiscono, no? Perché non vanno a fare le denunce? I pacifisti sono andati per bloccare i trasporti delle armi che poi andavano a bombardare a destra manca degli Stati Uniti. Allora loro andavano a bloccare, non so, un treno, sapevano che quel treno passava con le armi e si mettevano sui binari, così era un tipo di protesta, non è che ammazzavano qualcuno, cioè facevano una protesta. Erano intercettati. Allora, intercettati tutti i telefoni di questi, e quindi loro sapevano dove, chi li ha intercettati sapeva dove andavano a bloccare i treni, e quindi hanno spostato, come dicevano: no, allora lì non andate perché ci sono i pacifisti, andate dall'altra parte. Chi ha dato l'autorizzazione a fare quelle controlli, quelle intercettazioni? Non c'è un procuratore che ha dato quell'ordine. Chi è che può fare questa roba qua? Quindi è strano, no? Cioè questa cosa qua è una cosa scritta dagli Stati Uniti, dagli ambasciatori, cioè ci sono documenti dei cabri di Wikileaks che lo dicono. Perché nessuno ha preso in mano questa cosa e ha fatto una denuncia? Perché non esiste che tu, senza che un procuratore ti dice facciamo un'intercettazione, che c'è questo problema, improvvisamente un tot di gente viene intercettata nei telefoni. Certo. Quindi questa cosa qua è una cosa che va, cioè il dissenso, quindi delle donne, no?
delle donne, il potere delle donne, ma anche di chi non vuole la guerra, di chi qualsiasi dissenso deve poter avere lo spazio se non è violento. Cioè, certo. Questo deve essere una democrazia. Se lasciamo parlare tutti non si può più fare la guerra, il consenso manca e di conseguenza magari vincono le donne. Quello che abbiamo di positivo in questo momento, che ci dà un segnale positivo, che molte donne sono oggi a gestire la politica ad alto livello in Europa, in Inghilterra, eccetera, anche se purtroppo tendono sempre ad imitare gli uomini e quindi bisognerebbe avere una maggiore indipendenza. Allora, in conclusione, passo la parola a Gianni Del Panta su quale potrebbe essere il futuro della donna e soprattutto l'Iran come potrà risolvere questo problema. Chiaramente è la popolazione che modifica la politica. La politica può influenzare sulla popolazione, ma a un certo punto le cose sono talmente, cioè il divario tra realtà e politica è talmente grande che avviene la rivoluzione. Prego, Del Panta. Beh sì, grazie. No, evidentemente non vi è nessuna possibilità di cambiamento all'interno di questo regime, perché questo regime si basa in maniera chiara, evidente, su una forma assolutamente patriarcale della società e quindi non vi è possibilità di una maggiore libertà, di una maggiore indipendenza per le donne iraniane sotto la Repubblica Islamica. La questione che ovviamente ci stiamo ponendo tutti è quella di dove potranno arrivare queste proteste e quando queste proteste diventeranno un vero e proprio movimento rivoluzionario. Nel primo intervento ho provato a sottolineare alcuni elementi positivi sul lato dei rivoltosi, ovvero l'incapacità della repressione da parte del regime, nonostante un uso spietato della repressione stessa, di bloccare le proteste, un allargamento dal punto di vista sociale, un allargamento che quindi ha riguardato alcuni settori delle professioni cosiddette liberali, ma anche il movimento dei lavoratori organizzato. Però vi sono anche alcuni elementi che giocano in realtà a favore del regime. E fra questi vi è ovviamente la capacità dell'apparato repressivo, degli apparati statali di non disunirsi. Nel corso dei decenni la Repubblica Islamica ha creato tutta una serie di benefici ideologici, sociali, ma soprattutto economici per quanto riguarda gli apparati di sicurezza. E per quanto vi siano state alcune notizie di defezioni di apparati di polizia in alcuni quartieri di Teheran, la sensazione generale è che al momento il regime iraniano mantenga una presa importante sugli apparati di sicurezza e ovviamente nessun movimento di protesta dal basso può avere successo se non provoca almeno una rottura parziale all'interno degli apparati di sicurezza statali. Quindi questa è la grande domanda che noi vedremo nei prossimi mesi e in parte sarà determinato ovviamente dalla capacità del movimento di protesta dal basso di continuare a spingere, di continuare a creare una situazione di potenziale imbarazzo per alcuni apparati di sicurezza. Ovviamente sparare sulla folla, sparare soprattutto in alcune città che tradizionalmente sono state il bastione del regime è costoso politicamente anche per il regime e sono proprio queste situazioni che possono portare a una rottura all'interno degli apparati statali. Questo è quello che dovremo mettere a verifica nelle prossime settimane. Chiudo con una postilla sui giornalisti, se ne è possibile. Sì, prego. Perché dal mio punto di vista ci sono tre aspetti importanti per comprendere il grado di indipendenza del giornalismo in un paese. Il primo è se esiste o meno un'editoria pura, ovvero chi sono i proprietari dei grandi mezzi di comunicazione. E nei paesi occidentali abbiamo visto negli ultimi decenni una straordinaria concentrazione nelle mani di pochi
e soprattutto nelle mani dei grandi gruppi industriali, quindi l'assenza di un'editoria pura. Il secondo elemento è quanto pesa la pubblicità per la stabilità di un media. Ovviamente quanto più pesa la pubblicità, tanto minore è il grado di indipendenza del giornalismo. E il terzo elemento è il grado di deontologia professionale all'interno di quel paese. Se io metto insieme questi tre fattori ne ricavo un'immagine abbastanza cupa del giornalismo italiano, ovvero assenza di editoria pura, forte peso della pubblicità, deontologia professionale bassa. Certo. Grazie. Allora volevo aggiungere che la consigliere di Mussolini era Margherita Scarfatti, è quella che l'aveva sensibilizzato nell'inserire, diciamo, in questa evoluzione della politica italiana dopo la Prima Guerra Mondiale anche le donne come riscatto, perché questo naturalmente attraeva consenso ed era, diciamo, politicamente vantaggioso. Poi la Scarfatti se ne andò quando iniziarono le leggi razziali, perché lei era ebrea e quindi se ne andò dall'Italia. E per concludere, Alba Manbusi, che cosa potremmo concludere su questa visione di un paese che sicuramente ha una situazione tragica per le donne, ma in generale nei confronti di tutte le donne? Ma allora, quello che dobbiamo fare è assolutamente non sminuire quello che è lo sforzo collettivo delle donne. Abbiamo visto in Iran è particolarmente forte, ma perché l'Iran è una società che, malgrado decenni di oppressione, ha dei germi democratici al suo interno, germi nel senso positivo, molto forti. Abbiamo visto che non è questo certo il primo sollevamento a cui assistiamo, sono anni che la popolazione si rivolta contro appunto le conseguenze della rivoluzione islamica, e secondo me dobbiamo lasciarci ispirare da quello che accade da una parte di mondo che troppe volte siamo portati a giudicare per sentirci migliori, chiaramente, e trarre ispirazione, trarre speranza, perché come aveva detto precedentemente lei, appunto molto spesso le elite politiche, e lo vediamo anche oggi in Italia, quando si femminilizzano, che non vuol dire che diventano femministe o che sono sintomo di emancipazione, ma quando hanno come rappresentanza qualcuno che dovrebbe aver rotto, tra virgolette, il tetto di cristallo, molto spesso ci si punge con i cocci, questa è un'espressione che ho letto di recente, perché purtroppo molto spesso le donne che riescono a sfondare quel tetto di cristallo sono quelle che non mettono in discussione i crismi e appunto i fondamenti patriarcali, sono quelle che propongono magari una visione più tradizionale della famiglia, una restrizione dei diritti di genere, e dobbiamo sorvegliare. Ecco, io credo che il mio auspicio è quello che le donne iraniane possano essere l'esempio storico di un cambiamento che parte dal femminile, e non soltanto per il femminile, che lo eccede, quindi da una forza delle donne che riesce a esprimersi, come abbiamo visto, come ha detto il professore, per molti settori della società, che riesce a trascinare molteplici intersezioni, molteplici battaglie in un percorso di emancipazione collettivo che per una volta vediamo che può anche non essere guidato dal maschile, ecco. Però non confondiamo quella che è una femminilizzazione dell'elite con un'emancipazione delle donne, ecco, e cerchiamo di essere consapevoli di queste differenze, di queste contraddizioni. Grazie infinite. Io spero che i nostri telespettatori ci abbiano seguito e che abbiano colto questo argomento come un argomento fondamentale di cui si parla poco e si parla in maniera soffusa, e invece è un argomento importante, bisognerebbe gridarlo molto di più. Adesso terminiamo questa fase della trasmissione e ringrazio i nostri ospiti. Certo, ringraziamo la dottoressa Alba Manbusi per essere stata con noi, grazie al professor Gianni Del Panta in collegamento, e grazie alla professoressa Donatella Mardollo grazie per essere stati con noi e per averci accompagnato in questa parte della trasmissione. Siamo tornati a parlare di donne, lo faremo ancora perché siamo dell'idea, ne abbiamo parlato anche altre volte, che sia necessaria
la presenza della donna, per una visione diversa della nostra società. Proprio come diceva Ermanno prima, l'uomo vede la soluzione a un problema, la vede nella guerra, invece forse la donna ha una visione diversa per risolvere le questioni e sarebbe importante però che le donne riuscissero a creare un loro movimento per presentare qualcosa di nuovo, di diverso da quello che è stato fino adesso. E non, come diceva giustamente lei, e non, come dire, scimmiottare quella che è una società maschilista, quindi semplicemente una donna ma che segua una linea, tra virgolette, tradizionale maschilista, ma c'è la necessità di avere veramente una visione nuova. Grazie ancora per essere stati con noi, per averci aiutato in questa parte della trasmissione. Adesso per i telespettatori noi andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo con la rubrica del Memento e a proposito di Memento torneremo a parlare di pandemia, di Covid, di vaccinazioni, influenza e Covid assieme. A tra poco.